facciamo sempre questo, quando mi date schizzo buia. Pronto? Buongiorno, volevo la signora Lucia. In questo momento non c'è, ditemi. Ma voi chi siete? Guarda, ma che importanza c'è? Scusate, chiamo il numero della signora Lucia, rispondo no. Che sta, signora Lucia? Fra, ma che tu vuoi darti sciaffo, frate tu? Ma che buono, non ci vuoi stare. Ma passiamo a Lucia e venite mo'. Ma chi sì? E passiamo a Lucia e tu dico. Ma fammi capire, dove sta la signora Lucia? Ma che sta, scegli? Non ne ho vero. Che lei fa? No, voglio sapere che ci fa la signora Lucia. A non l'hai messa? Ci capi, ma si sa che sono qui, allora il suo figlio lo vuole, ma perché piglia e Maria il numero per fare scherzi a voi se voi già sapete che faccio scherzi e quindi poi chiamate scherzi e i scherzi non riescono a fare o no? Sei d'accordo con me? Hai visto che sei là, hai visto? E mamma mi chiamate, che mi passa proprio, passa a me, lì avremo se mi cucina qualcosa, passa a me, lì, avrete un po', ma per scherzi ci mettiamo a fare telefonare. Signora Lucia, ma come ci fa questo figlio rosso? È buono proprio. No, ma è sbagliato proprio perché abbiamo due figli prima. Ma allora ma chi mi ha dato questo numero rosso per fare questo scherzo? Non lo so, chi te l'ha dato. Signora Lucia, però chi me l'ha dato mi ha detto che voi cucinate troppo bello. Sì, così dicono. E lo so, ma io sono un maniaco della cucina, a me mi piace un mangiare buono. Qual è il piatto che vi viene meglio? Tutto. No. A pranzo ho fatto pasta e cavoli. Oh cavolo, sicuro che là, madonna! Tu non ne hai mangiato? Maro, signora Lucia, ma è chi là che bello e buono sa puzzolondisce a casa? Già fai tutta la casa. Signor, ma sa da sentire adoro proprio a ca fine Uvighi a fianco, fino a la strada di me. Ma per stare figlio, ma no! Ma cresta pure! Ma chi lo cavolo c'ora è bello perché sto, no? È bello, però che lei ci piace, quando la strappo. Ma signor, signor, mi dovete credere, io no perché lo voglio dire, ma chi si figlia che non lo piace un cavolo ciora? Niente, né ovirte, né niente, né fa pasta e fagiolo, niente. Abbonandomi la nonna mia, sapete che facevo? Quando uno pigliava e ci diceva questo non mi piace, o cucinavo tutti i giorni. Ma pure mamma faceva così, ma purtroppo non ci sta. Cioè, sa usava proprio così. Ma che non mi fai si panini? Ma perché si vogliono oggi sanno? Cioè, ma perché non sapevamo che era su McDonald's? Ma figurati che ma giù ho scongelato la minestra, rimane voglio fare la minestra. Madonna mia, signora Lucia, e allora vengo rimane perché la minestra va pazzo. Ma come facete? Maronna mia, che bella cosa! Signor, lo so che non è, insomma, parliamoci chiaramente, non è ancora tempo perché manca ancora poco, ma la minestra mi facete ammaratata. Come da faccio? Avevo pure visto che solo tempo. Signora Lucia, allora faccio chiedere un'ultima cortesia e poi vi lascio stare. Per quanto vi stimo, a me c'è sta una cosa che nessuno mi può cucinare mai quando non è tempo. Perché dice no, che si fa solo a Natale. Ma io mi mettono pochi scorni a voi dire, poi sono sicuro che voi mi facete troppo bello. Lo capito? No, lo capitano lo pigliamo. Un capitone è difficile. Oddio, se voi sapete chi viene un capitone che sti tempi, mi mangio, perché a me mi piace. No, ho visto la mia non bene, che ne trovavo più pesce. E tenevo capitone? Tenevo l'anguilla. Ma non è la stessa cosa. Il baccalà? No, non è la stessa cosa. Allora, signor, sembra abbonarmi la nonna, perché a me chi mi ha imparato a mangiare buono era abbonarmi la nonna. E la nonna diceva guerra e guerra, capito? Ecco, però per esempio non lo so se a voi ve lo dicevano che i capitoni quando sono troppo rossi è perché si mangiavano il zoccolo. Sì. È vera sta cosa? Perciò mangio l'anguilla, capitone no, è troppo rosso. Vi fa paura, Signor, comunque passo un attimino alla mia richiesta, signora Lucia, e poi vi lascio. Signora Lucia, voi mi fare una cortesia, non mi dicere che no. Ditemi. Voi mi fare un'insalata di rinforzo. Prima tu mangi all'audio. Ma no! Ma che state dicendo? Ma no, signore. E beh, non l'ate lasciata un po' in tuo frigo pure per un mese, che si mantiene per un mese. Noi quando la faccio mamma tutti quanti, sono poi. Ma quanto è bello! Ma ci stivo un po' che la liscia salata inda.
Signora Lucia. Faccio le rosse, verdi, non so Ma mai. no! Ma alicia salata in, stiva alicia salata. Come? Non so come sarà. Un marò. Signore, immagina pigliare un monolocale vicino alla casa vostra. E solo dici no, Ma, qualche no. ma quando siete belle, signora Lucia? Signora Lucia, è stata troppo bella a voi conoscere, io vi torno a chiamare perché potete cucinare per me. Va bene. Quando è verità, faccia chiamare Lucia o Catering. Però, una cosa, Eh. la bussa, no che piede, che mano, Ah. perché una casa mia, andavo a io. No, signor, si facete così non esiste perché a me mi piace che perlomeno dolce la ci porta io. Ah, poi ho buttato dolce. Che vi piace a voi? Che vi piace? Voglio sapere. Di tutto, di tutto. Che a me mi piace assai per esempio la cassata siciliana. Quello è buono, sì. Mi sì, piace? mia madre che va a darci, sì, sì. E allora quando è verità, faccia portare una cassata di 87 kg. No, 80. Signora Lucia, io vi ringrazio, un forte abbraccio, arrivederci. è stato un piacere, arrivederci, 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 quanto è bella. Nasce come uno scherzo, ma poi diventa una nuova amicizia. Ah!